mentre dallo cielo salgono 7 colori d'acqua e la dia iris trabocca sopra te. Lo prego è l'amore di Daphne e sopra mia la ciamma e la vampa d'Apollo attaglia lo rifugio d'amore, spambina d'estasi l'essenza di lo misto e lo fuoco quelli allo corpo mentre dallo cielo salgono 7 colori d'acqua e la dia iris trabocca sopra te. Lo prego è l'amore di Daphne e sopra mia la ciamma e la vampa d'Apollo. O i miti dell'antica Grecia, Questa canzone cantata di Gesuele Sciacca e scritta di Alessio Patti ha cominciato la presentazione di traslatazioni in lingua siciliana di tragedie greche Medea di Euripidi, Elettra di Sofocle e Agamennone di Eschilo, a opera di Alessio Patti, conosciuto poeta catanese, autore magari di traslatazioni di Vangeli, di L'Amleto, di Romeo e Giulietta e di tante poesie degli più grandi autori dell'umondo di tutte le epoche. Non si può restare impassibili di fronte alla personalità di Medea. Questa donna ha una forza, una passionalità, ma al tempo stesso una dolcezza, anche se è difficile non poterla vedere a causa del gesto che poi arriva a fare. Onesta casa, non ci sono più mura, non c'è più conca d'amore e più non piacciamo che giù vose di nozze di principe e la pacciona si consuma da ragazzo senza un amico che possa asciugarci le lacrime per ammansare lo dolore dello suo cuore. O Zeus, o terra, o luce, che dello cielo scendi da saitta e mi spurtusi a testa. Perché vivere ancora? Ai che vantaggio la vita presenta più mia. Che vantaggio. Se giù venisse la morte, volentieri lasciarsi st'odiosa vita. Sentisti, o Zeus? E tu terra, e tu luce, quali figlia feci l'infelice creatura? Dimmi, o fonte, il letto che non può essere avvicinato fuori del tuo cuore. La lingua siciliana pare essere assai appropriata per lo teatro tragico antico. Si ne adunò qualche anno narrere lo direttore Moni Ovadia, che presentò nel 2015 li supplici di Eschilo allo teatro greco di Sarausa. Onde sono l'araldi che vi sciappano un passo? Onde è la vostra guida, o vostro protettori? Resto senza parole. Vio solo le rami del supplice alle vostre pedi. Altro non vio e non posso sapere. Sono delle tragedie classiche. La classicità non è qualcosa che si conquista facilmente. È classico ciò che affonda le radici proprio nella umanità più intima, quella che nel cambiamento dei secoli, delle culture, delle esperienze storiche permane.
chiancio sola, soletta, e mi dispero consumando menta lacrime amare. In onore di me pace, giacchitti, non mi concedono di sfogarmi, con lo chianto per libertarmi, te lo peso che hai un talo petto. Patti ha voluto riprodurre questa tragedia ad uso dei siciliani di oggi, usando il siciliano, il che è uno sforzo doppio, perché da un lato deve usare una lingua che non è quella in cui fu naturalmente pensata l'Elettra, anche se i debiti che ha il siciliano nei confronti del greco sono tantissimi, e nello stesso tempo non fare soltanto una traduzione asetticamente perfetta ma poco coinvolgente, cioè nel tradurre ha dovuto anche essere poeta, ha dovuto trasmettere gli stessi sentimenti di Sofocle. Io leggendolo forse qualcuno in più ci ne mise pure io, ci mise di tasca sua, però devo dire in questo senso l'opera è certamente riuscita e degna di interesse, di attenzione. Io dicevo appunto a proposito di revival, noto che in realtà i social, Loredana, proprio perché questa cosa mi ha incuriosito, stanno causando un effetto duplice, cioè la gente che ha sempre parlato in siciliano si trova su Facebook, su Twitter, su Instagram a scrivere in siciliano. Magari non a scrivere opere così importanti come quelle di Alessio, magari a scrivere oggi mesi dia, no, cose così, e non sa come lo deve scrivere. E quindi c'è una difficoltà di comunicazione che sta costringendo, secondo me l'Accademia della Lingua Siciliana è nata anche per questo motivo, anche ad una normazione, ma non una normazione per dire lo siciliano si scrive così e basta. C'è una certa varianza nell'italiano, nel siciliano, però attenzione, varianza sì, ma senza mai cadere né nel vernacolo, perché la migliore letteratura palermitana non è stata in palermitano. Domenico Tempio non scriveva in catanese, Giovanni Meli non scriveva in palermitano, scrivevano tutti in una coinè, in un siciliano classico letterario che univa tutti e che rivive in queste pagine, naturalmente adattata al XXI secolo. E io questo mi ha colpito molto, di non fare il folklore, di non fare il dialetto. Non è scritta in dialetto, è scritta in lingua siciliana. Ma allora la lingua siciliana esiste, al di là degli sforzi dell'Accademia della Lingua Siciliana, la lingua siciliana esiste. E timidamente il governo regionale lo vuole introdurre nelle scuole, ancora non ci sono i libri di siciliano, però ci saranno, nasceranno, e a quel punto ci renderemo conto che noi possiamo parlare indifferentemente in italiano e in siciliano, e alcune cose anzi le potremo esprimere meglio in siciliano piuttosto che in italiano. Naturalmente in questo ci vogliono vari soggetti, ci vogliono dei soggetti, degli studiosi della lingua che la normano, dei poeti, degli scrittori, degli operatori che ci scrivono. E poi ci vogliono gli ascoltatori che li vedono. Solo se questo circuito a tre funziona, la lingua siciliana, altro che lingua del passato, diventa la lingua del futuro, diventa la lingua che trasmette i sentimenti dei nostri avi, ma è in grado di proiettarli anche nelle prossime generazioni. E sotto questo aspetto, secondo me, la scelta del testo teatrale è particolarmente indovinata, perché se noi vogliamo non solo conservare, ma far sì che questa lingua siciliana getti i suoi germi, dobbiamo scegliere, secondo me, quei generi letterari che sono suscettibili della più ampia diffusione, e a mio avviso questi sono i multimediali, quindi film in siciliano, teatri in siciliano, spettacoli in siciliano, teatri in siciliano, eccoli qua. Cioè noi questa cosa si può leggere, io mi compro il libro e me lo leggo, ma si può recitare, si può fare una tragedia in siciliano recitata, si può filmare, si può distribuire, e a quel punto la nostra opera, cioè la sua opera, io non ci mise niente, 2 pagine di prefazione, la nostra opera, mi ci metto pure io, avrà quel successo che tanto lavoro ha giustamente meritato. Grazie.